Se mentre il presidente del Consiglio Comunale di Favara, Salvatore Lupo, si reca a Palermo per far commissariare la struttura, cacciando via in questo modo suore, anziani e i dipendenti, c'è chi invece si spende in silenzio, senza troppa pubblicità, e porta a casa dei risultati importanti, ovvero la proroga di un mese del licenziamento collettivo. A parlare è il signor Calogero Cinquemani, delegato della Madre Generale, che ha più volte chiesto un incontro pubblico ai dipendenti e in particolare al Presidente del Consiglio Salvatore Lupo. Pesanti come macigni le dichiarazioni di Cinquemani. Il Presidente Lupo, dice Cinquemani, più volte invitato al confronto ha strumentalizzato i dipendenti sfruttando il momento di debolezza per raccontare falsità a fini prettamente personali. L'illustre presidente ha dichiarato di non potersi confrontare con un libero cittadino che non possiede alcuna carica istituzionale. Nessuna delle autorità pubbliche che si professano interessate alla risoluzione del problema sono state in grado, continua Cinquemani, di presentarsi a un confronto pubblico per arrivare a una soluzione. Da quell'invito abbiamo assistito a un susseguirsi di autocelebrazioni e dichiarazioni mendaci, dice il signor Cinquemani, che, oltre a non contenere alcuna proposta concreta, hanno solo procurato intralcio e ritardo alla risoluzione del problema. Il signor Lupo sappia che la Madre Generale ha incaricato me a presenziare a tutti gli incontri in suo nome e per conto della congregazione, sia con i dipendenti che con le autorità pubbliche e civili per le varie problematiche dell'Opera Pia Barone Mendola di Favara. Io, conclude, sono pronto e disponibile a qualsiasi incontro pubblico con carte alla mano.